Il caso dell'insegnante trevigiano picchiato dal padre di un alunno, dopo la sua lettera al ministro Fedeli, oggi una missiva di solidarietà dalla regione. Intanto sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Rinviato a giudizio per corruzione, andrà a processo il prossimo 13 novembre il capitano della Guardia di Finanza Giovanni Grassi, sotto inchiesta per i favori fatti ad alcuni imprenditori in cambio di soldi e regali. Grave incidente stradale questa mattina a Cavaso del Tomba, 4 i feriti di cui uno in gravi condizioni, uno dei mezzi trasportava volantini elettorali del Partito Democratico. La previsione di vendita di frigoriferi per il 2018 sale ed Electrolux decide insieme ai sindacati di sospendere a Susegane i contratti di solidarietà con un mese di anticipo. Parla ai nostri microfoni il papà del bimbo trevigiano che ha commosso la platea di un convegno a Roma parlando della sua distrofia muscolare. Non posso correre, ha detto, perché ho i muscoletti deboli. Completamento del terraglio est, depositate in comune a Treviso le oltre 700 firme a sostegno dell'opera. Le ha ricevute lo stesso sindaco che però ribadisce di star lavorando per la liberalizzazione di un tratto di A27. Manifesti con i volti di stranieri nei tabelloni elettorali lasciati vuoti dai partiti, stupore a Treviso per la provocazione. Una campagna lanciata da un fotografo e iniziata in Sardegna. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali, dell'edizione trevigiana con la storia ancora una volta che sta facendo il giro di tutta l'Italia, la storia dell'insegnante trevigiano schiaffeggiato, picchiato dal padre di un alunno e finito però sotto procedimento disciplinare. Ieri abbiamo sentito le sue parole di amarezza e qualcosa si muove, almeno a livello regionale, con una missiva che oggi è arrivata dall'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, manifestandogli vicinanza. Sta succedendo che si sta sgretolando il processo educativo, si sta sgretolando perché a partire dalla normativa e poi con riflessi ovviamente nella nostra società si sta cercando di devolvere sempre più alla scuola i compiti che dovrebbero essere tipici delle famiglie. Sta facendo il giro d'Italia la lettera che Giuseppe Falsone, insegnante di 42 anni della scuola media di Paese, ha inviato al ministro dell'istruzione Valeria Fedeli dopo che, oltre a essere stato schiaffeggiato lo scorso dicembre dal padre di un alunno, si è ritrovato anche messo sotto procedimento disciplinare dalla scuola, un'amarezza alla quale il professore ha voluto dare un senso. Per ricanalizzarla ho pensato che la cosa migliore fosse portare come esempio la mia situazione, di modo tale che potesse essere da incoraggiamento per qualche altro collega che magari si vede vessato in questo sistema. Proprio con una lettera pubblica si è rivolta a lui l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, manifestandogli oggi solidarietà. Lei giustamente si sarebbe aspettato una presa di posizione e di solidarietà nei suoi confronti senza se e senza ma, anche perché lo studente i cui genitori si sono permessi di aggredirla fisicamente appare un soggetto il cui normale comportamento risulta essere al di fuori delle regole della scuola. Dobbiamo tornare a dare forza e autorevolezza agli insegnanti e alla scuola, aggiunge e conclude: la saluto cordialmente e sappia che molte persone per bene le sono vicine. Qualcosa dunque, dopo la lettera di Falsone al ministro, si sta muovendo. L'idea di portare comunque la mia vicenda alla grande stampa non è certo quella di farmi pubblicità, ma è quello di far presente al ministro che una situazione di sofferenza e di disagio nella scuola c'è. La cronaca giudiziaria: nel pomeriggio la decisione del giudice, andrà a processo il prossimo 13 novembre il capitano della Guardia di Finanza Giovanni Grassi, sotto inchiesta per presunti favori fatti ad alcuni imprenditori in cambio di soldi legali. L'accusa è di corruzione. Alcuni fatti sono accertati e non vengono contestati, ma non sono fatti illeciti. È la linea difensiva che il capitano della Guardia di Finanza Giovanni Grassi, 56 anni, trevigiano, seguirà in aula. Corruzione, ma anche rivelazione di segreti d'ufficio e accesso abusivo all'anagrafe tributaria, le ipotesi d'accusa in base alle quali la Procura di Venezia ne ha chiesto il rinvio a giudizio per fatti avvenuti tra il 2015 e il 2016 a Vicenza, dove il capitano Grassi era in servizio al nucleo di polizia tributaria. Avrebbe ottenuto bonifici, regali, qualche cena al ristorante per passare informazioni all'esterno a imprenditori a cui erano molto utili. Gli vengono contestati alcuni episodi di presunta corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio realizzati mediante accessi al sistema informatico. La difesa del mio assistito è che le sue attività sono state tutte
tutte esclusivamente finalizzate a scopi istituzionali. Quanto ai rapporti che gli si attribuiscono, sempre pretesamente illeciti, con altri soggetti, rappresenta che sono persone con le quali aveva motivi di frequentazione personale e con le quali non c'è stata nessuna forma corruttiva di alcun genere. Con Grassi sono indagati a vario titolo 12 imprenditori, 5 dei quali trevigiani e un'azienda orafa di Vicenza. Lista in cui spicca anche il nome del presidente dell'Unione Industriale di Pordenone, Michelangelo Agrusti. Ad aggravare la posizione di Grassi alcune intercettazioni telefoniche. Il finanziere è attualmente interdetto dal servizio e attende il giudizio in aula. Ha scelto il processo, avrebbe potuto proporre un patteggiamento, ricorrere a un rito alternativo come il giudizio abbreviato, ha deciso invece di essere giudicato davanti al Tribunale di Vicenza proprio per potersi difendere nel modo più ampio. La cronaca ci porta a Cavaso del Tomba per raccontarvi di un terribile incidente stradale avvenuto questa mattina, 4 i feriti di cui uno in gravi condizioni in auto contro un furgone e il furgone che trasportava volantini elettorali. Un impatto violentissimo, i mezzi che volano nel fossato che costeggia la strada, il furgone che finisce la sua corsa sopra ad un'auto. Una scena impressionante, quella che si sono trovati davanti i primi soccorritori intervenuti questa mattina intorno alle 9:30 per un incidente accaduto lungo la provinciale 26 a Cavaso del Tomba. Ancora da chiarire da parte della polizia stradale di Castelfranco l'esatta dinamica del sinistro. I 2 veicoli si sarebbero scontrati frontalmente e sarebbero poi finiti nel fossato. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Montebelluna e del SUEM, giunto sul luogo con ambulanza e automedica, oltre che con l'elicottero da Treviso. 4 le persone rimaste ferite, l'automobilista della vettura trasportato con lesioni non gravi all'ospedale di Valdobbiadene e i 3 occupanti, tutti giovani stranieri, del furgoncino che trasportava volantini elettorali di Laura Puppato. 2 dei feriti sono stati ricoverati a San Valentino, il terzo, il più grave, è stato elitrasportato al Caffoncello di Treviso. Appresa la notizia, Laura Puppato in una nota ha detto di essere colpita e molto preoccupata. Spero, ha aggiunto, di poter avere presto notizie confortanti. Purtroppo so che ci sono dei feriti a cui va tutta la mia vicinanza e le mie preghiere perché possano recuperare al più presto, ha aggiunto ancora la Puppato. Ho chiesto all'azienda di tenermi costantemente informata sulle condizioni dei 3 ragazzi coinvolti e degli altri feriti che si trovavano nell'altro mezzo. La cosa più importante è ora che non vi siano conseguenze più gravi di queste e che tutti possano riprendersi. Ed ora un 41enne di San Biagio di Callalta che è stato bloccato la scorsa notte a Preganziol dai carabinieri dopo un mandato di arresto europeo. Quando i militari dell'Arma lo hanno individuato si trovava tranquillamente in un locale di Preganziol come tanti altri avventori, ma sul 41enne di San Biagio di Callalta pesava una condanna per appropriazione indebita, con tanto di richiesta di estradizione perché il reato era stato commesso in Polonia, il paese che ha chiesto alle autorità italiane di rintracciarlo e bloccarlo attraverso un mandato d'arresto. Così l'uomo, che ha già precedenti per reati contro il patrimonio ed è recidivo, è stato bloccato la scorsa notte. Sarà ora la Corte d'Appello di Venezia a deliberare sulla ammissibilità della richiesta di estradizione avanzata dal paese dell'Est. E ora nel Montebellunese per l'arresto di un 38enne che non voleva rassegnarsi alla fine della relazione con l'amante tornata dal marito. Ha perseguitato per mesi l'ex amante che l'aveva lasciato per tornare dal marito. Un 38enne è stato arrestato lunedì mattina dai carabinieri di Cornuda con l'accusa di stalking. Una storia d'amore clandestina andata avanti per poco tempo, quella tra lui e una 32enne sposata che a un certo punto ha deciso di interrompere la relazione con l'uomo, anche lui già impegnato. Ma non c'è stato verso di convincerlo a lasciarla perdere. Ossessionato dalla ragazza, ha iniziato a perseguitarla mandandole messaggi, telefonandole, seguendola fino al posto di lavoro. Proprio qui le aveva chiesto l'ennesimo appuntamento lunedì per cercare di chiarirsi. Lei ha allertato i carabinieri. Quando i toni della discussione si sono accesi e il 38enne ha strattonato violentemente la giovane, sono intervenuti i militari che lo hanno arrestato, chiudendolo per 2 notti in cella di sicurezza a Cornuda in attesa della convalida del provvedimento che dovrebbe avvenire questa mattina. Ed ora parliamo dell'economia e di notizie importanti arrivate oggi per Electrolux a Susegana. La previsione di vendita di frigoriferi
per il 2018 sale a 785.000 unità contro i 750.000 attesi ed Electrolux ha deciso, in accordo con le organizzazioni sindacali, di sospendere a Susegana i contratti di solidarietà un mese in anticipo rispetto alla naturale scadenza del 31 marzo. È uno dei punti emersi oggi dal vertice di gruppo che si è svolto a Mestre e che ha affrontato la situazione di tutte e 4 le sedi italiane. Rispetto a quella trevigiana è stato anche deciso di sottoporre ai dipendenti un pacchetto di 56 ore di flessibilità da utilizzare in senso positivo nei mesi estivi e recuperare, ve ne fosse la necessità, nell'ultima parte dell'anno, periodo nel quale dovrebbe anche essere recuperato il mese di solidarietà sospeso. L'ipotesi sarà comunque valutata in assemblea dai lavoratori il 23 febbraio e in caso di consenso ratificata in un prossimo vertice fra azienda e sindacati il 7 marzo. Data la ripresa dei volumi previsti, secondo le organizzazioni sindacali vi sarebbero anche le premesse per congelare il ricorso a contratti di solidarietà nel reparto preassiemi in cui operano 42 persone con ridotte capacità lavorative e rispetto al quale Electrolux aveva individuato 8 eccedenze. Ed ora la storia di Marco, 6 anni, un bimbo molto coraggioso, sereno ma molto coraggioso, malato di distrofia muscolare di Duchenne. E la storia di Marco e della forza dei suoi genitori che con l'associazione Duchenne Parent Project cercano di raccogliere fondi per la ricerca e per il sostegno alla famiglia dei bimbi malati. La testimonianza di questo bambino ha commosso la platea di un convegno a Roma. Sentiamo. Anche se ho i muscoletti deboli, ci sono tante cose che posso fare, come giocare con la PlayStation e guardare tutti i programmi delle macchine. Adora le macchine e da grande vuole fare il pilota. Marco non ha ancora 7 anni ed ha la distrofia muscolare di Duchenne, eppure la serenità con la quale parla della sua malattia è disarmante. Pochi giorni fa ha commosso l'intera platea del convegno internazionale sulla distrofia, quando con le parole di un bimbo della sua età ha raccontato la sua vita e della sua malattia, quella che gli fa avere i muscoletti deboli, come dice lui, anche agli amichetti a scuola quando lo prendono in giro perché non riesce a correre. Lui comunque ha la sua sempre serenità di dirgli: ma in realtà io è perché ho i muscoletti deboli e quindi non mi dovete prendere in giro, e devo dire che effettivamente poi questo succede, i ragazzi lo coinvolgono poi su questi giochi, consapevoli un po' di quelli che sono i suoi limiti, e quindi devo dire che questo lo aiuta anche molto nel non essere isolato da parte dei suoi compagni. La distrofia di Duchenne è una malattia rara. Al momento non esiste una cura risolutiva, ma farmaci e terapie che ne rallentano il decorso. I genitori di Marco, dopo la diagnosi, si sono impegnati anima e corpo nell'associazione Parent Project, che da anni si occupa di finanziare la ricerca sulla malattia, ma anche di fornire tutto il supporto necessario alle famiglie dei bimbi malati. Vivere con una malattia come la distrofia di Duchenne è sicuramente molto difficile, perché all'inizio ci si sente molto soli. Poi quello che può fare la popolazione è di sostenerci, di sostenere noi genitori con la nostra associazione, che fa molte cose, tra cui anche finanziare la ricerca, nella speranza di poter arrivare il prima possibile a una cura efficace che possa veramente cambiare la storia della malattia, e poi soprattutto di aiutarci a sostenere le famiglie in modo che si sentano meno sole e che possano migliorare la loro qualità di vita a 360 gradi. Allora la politica, ieri avete sentito dai nostri microfoni lo sfogo di Giancarlo Gentilini contro i vertici del partito, ancora una volta, ora la replica del segretario provinciale Dimitri Coin, ieri sera ospite di 20 e 10. Sono loro che mi hanno buttato fuori dalla Lega. Nessuno l'ha mai buttato fuori. È ancora un militante della Lega. Un botta e risposta a distanza, quello tra Giancarlo Gentilini e il segretario provinciale della Lega Dimitri Coin. Ai nostri microfoni l'ex sceriffo aveva sfogato tutta la sua rabbia nei confronti dei vertici del partito, che a suo dire lo avrebbero messo da parte senza più farsi vivi con lui. Io non ho mai sentito responsabili ad alto livello della Lega dal 2013.
Ma anche in questo caso qui in replica, anch'io l'ho chiamato per questioni personali e recentemente lo stesso Salvini gli ha telefonato. L'ho chiamato lo stesso Matteo Salvini il giorno prima della presentazione della candidatura di Mario Conte. Ah, sì? Sì, cioè Salvini ha chiamato Gentilini prima di presentare Mario Conte? Assolutamente sì. Gentilini aveva fatto poi riferimento al suo allontanamento dalla sede del K3 di Villorba che utilizzava per smistare la corrispondenza dei cittadini. Nessuno l'ha mai buttato fuori, è ancora un militante della Lega, nessuno gli ha mai impedito di entrare al K3 perché nessuno gliel'ha mai fatto, gliel'ha mai detto. Ricordo all'epoca ad una cena di una sezione del Monte Bellunese dove era presente anche l'onorevole Dozzo, alla mia sinistra avevo Giancarlo Gentilini e oltre c'era l'onorevole Dozzo che appunto lo invitavamo a tornare al K3 a fare le sue cose. È chiaro che le carte intestate non si usano più. Insomma un confronto-scontro che difficilmente troverà una soluzione, anche perché tra le condizioni poste dall'ex sceriffo per un suo riavvicinamento alla Lega c'è il ritiro della candidatura di Mario Conte, questione a questa che i vertici del Carroccio ritengono fuori da ogni discussione. Su Conte non si torna indietro. No, questo credo sia sottinteso e chiaro a tutti. Ed ora il completamento del Terraglio Est, depositate stamani in Comune Treviso le oltre 700 firme a sostegno dell'opera. Le ha ricevute lo stesso sindaco Manildo che però ribadisce di star lavorando per la liberalizzazione di un tratto della 27. Cassugana, un anno dopo l'avvio della mobilitazione per chiedere il completamento dell'ultimo chilometro del Terraglio Est, dai confini di Casiera alla rotonda dell'ospedale, passando per il quartiere trevigiano di Sant'Antonino, ecco la consegna delle firme, ben 762 raccolte dal comitato che chiede a gran voce di concludere l'opera. Le riceve direttamente il sindaco Giovanni Manildo, che tuttavia sul tema, così come il vice Roberto Grigoletto, è stato da sempre molto chiaro. Rappresenterò con forza chi deve fare l'opera, che è la Regione. Io preferirei avere un consumo del territorio zero, quindi lavoro per la liberalizzazione della 27. Come ho avuto modo di parlare con questi cittadini che hanno a cuore la sicurezza stradale e la viabilità, questa è un'opera che è di competenza regionale, il vero nodo è capire se la Regione abbia i fondi e abbia la volontà di farlo, quindi trasmetterò questa raccolta firme a chi ha la competenza. Molto bene, le porteremo anche a Zaia con quella competenza. Rappresentanti del comitato soddisfatti di averle consegnate nelle mani del primo cittadino. È una cosa bellissima, sono contento che sia venuto Manildo qui a raccoglierle. Ovviamente quello che ha detto mi è piaciuto in parte, in quanto è vero sì che la Regione Veneto adesso deve essere informata di questo, ma ovviamente Zaia lo sa, lo so benissimo perché ho contattato Zaia, ho parlato con lui e Zaia ha tutte le intenzioni di completare il Terraglio Est. Le porteremo appunto anche a Zaia perché Manildo per le sue competenze di modifica al piano regolatore e Zaia per la sua necessità di far approntare il progetto di completamento del Terraglio Est e poi provvedere a stanziare i fondi necessari, faccia il suo dovere in modo che l'uno non rimpalli più le responsabilità sull'altro. E sempre in tema di opere, ieri sera è stato presentato il progetto definitivo per il rifacimento di via Santa Bonavecchia a Treviso, un intervento che però non convince pienamente tutti i cittadini. Sentiamo perché. Un progetto da 4.100.000 euro per rifare il look di via Santa Bonavecchia. Il cantiere sarà aperto in modo alternato per 600 giorni complessivamente, ma verrà diviso in 8 tranche per limitare i disagi ai residenti. Messa in sicurezza idraulica, fognature, circolazione, i punti nei quali si andrà ad intervenire. Il primo progetto era stato presentato lo scorso febbraio alla cittadinanza in un'assemblea pubblica. Un anno dopo l'intervento è stato rivisto senza i previsti espropri inseriti nella prima bozza. Il risultato finale convince però solo in parte i residenti, soddisfatti per gli interventi all'illuminazione e alle fognature, delusi però per la mancata realizzazione della tanto attesa pista ciclabile. Al suo posto, dopo il tombinamento dei fossati, verranno creati 2 percorsi protetti, ma senza cordoli per assenza di spazio materiale. Era la realizzazione della pista ciclabile che non viene più menzionata, quindi è completamente sparita dal progetto, quindi non sono state tenute in considerazione le istanze, le richieste della cittadinanza. Per non procedere a degli espropri, 3 o 4 espropri che si erano opposti, si è voluto cambiare completamente l'opera, andando a mettere a rischio anche il tessuto sia viabilistico sia economico. L'aspetto economico a cui fa riferimento Renosto è quello che riguarda i negozi del quartiere, che dovranno fare i conti con 2 anni di cantieri, seppur a fasi alterne. Tutte le attività produttive, tutti i commercianti che sono su via Santa Bonavecchia
stimiamo che abbiano un calo almeno del 50% delle entrate. Secondo Renosto, portavoce dei residenti, che hanno annunciato un incontro a breve per valutare che posizione prendere, si dovrà poi fare i conti con un problema di traffico. Tutto il traffico su via Santa Buona Vecchia si trasferirà su via Santa Buona Nuova. La riunione non hanno menzionato in maniera alcuna come gestiranno questo aumento del traffico, questo raddoppio del traffico su via Santa Buona Nuova. I manifesti con volti di stranieri al posto dei candidati nei tabelloni lasciati vuoti per la maggior parte dai partiti. Una provocazione di cui parliamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso. È una campagna tra l'artistico e il sociale e il politico iniziata in Sardegna che si è poi diffusa a macchia d'olio in molte città italiane, tra le quali anche Treviso. Manifesti con volti di stranieri al posto dei candidati in quei tabelloni spesso lasciati vuoti in questa campagna elettorale dai partiti. Vota per me, e al posto di volti noti e meno noti accanto ai simboli di partiti e partitini compaiono loro, gli stranieri. Chi ha passeggiato li ha notati in questi giorni a Treviso, ma non solo nel capoluogo della Marca, non può non essersi fermato sorpreso a guardare. Uno scherzo? Niente affatto, piuttosto una provocazione, in quegli spazi elettorali lasciati vuoti dai partiti che hanno ormai scelto la rete come vero terreno di propaganda. L'idea è nata dal fotografo artista sardo campano Gianluca Vassallo, che con la campagna Guerriglia Art ha voluto veicolare un preciso messaggio. Vota per me è nato per riportare al centro del dibattito pubblico il tema delle migrazioni in forma complessa. Durante questa campagna elettorale da ogni parte politica il tema si affronta utilizzando il paradigma della semplificazione. Da una parte ovviamente c'è la destra che fa il suo lavoro dicendo quello che dice sugli immigrati, e dall'altra c'è la sinistra che insegue i temi della destra cercando di ammorbidirli un po'. Per me la questione è un'altra, per me la questione è che ogni cittadino di questo mondo deve guardare negli occhi l'altro e interrogarsi sulla sua profondità umana. Non necessariamente un monito all'integrazione, ma un appello almeno a interrogarsi sul fenomeno. La prima azione a Olbia, poi il fenomeno si è esteso volutamente senza che lo stesso ideatore lo potesse controllare. Vassallo ha reso disponibili le immagini da stampare e la fissione è stata compiuta da mani ignote in altre città, compresa Treviso. Volti stranieri negli spazi lasciati dalla politica. E a noi sembrava metaforicamente interessante occupare questi spazi lasciati vuoti, esattamente così come in molti settori della nostra economia e della nostra economia relazionale anche si sono inseriti gli immigrati a sostituire cose che facevano prima gli italiani. Una provocazione artistica dunque, e di arte parliamo anche nel prossimo servizio, perché riapre domani al pubblico la Pinacoteca Civica del Museo di Santa Caterina. È il tassello che mancava per completare il percorso museale di Santa Caterina. È la nuova Pinacoteca Civica che dopo 8 mesi di lavori ed un percorso completamente rinnovato riapre al pubblico, valorizzando lo straordinario patrimonio artistico di Treviso. Abbiamo delle opere straordinarie collocate in una parte del Museo di Santa Caterina totalmente rinnovato, che dà finalmente lustro a una collezione assolutamente straordinaria per la nostra città. Il progetto museologico si snoda in un percorso che parte in ideale accordo con i cicli pittorici delle storie di Sant'Orsola e degli affreschi del 3 e 400 custoditi nell'ex chiesa e si snoda attraverso i secoli. Dal 200, che fu per Treviso un'epoca di straordinaria importanza con la fioritura dell'Urbs Picta, e conduce fino a tutto il 700. Non mancano le chicche come opere mai esposte prima o restaurate e ricollocate in un contesto di grande suggestione. Una ce l'ho alle mie spalle, non so se riuscite a inquadrarla, sono le storie di Otinel e sono uno dei tanti affreschi che Bailo ha salvato dalle case trevigiane e le ha portate in museo, e ora finalmente le riusciamo a far vedere. E così, dalla cosiddetta Manica Lunga, il lungo corridoio centrale completamente rinnovato, si aprono le sale dedicate ai diversi periodi, con allestimenti coinvolgenti che svelano piccoli e grandi capolavori. È una sala nella quale finalmente i nostri esperti e i nostri architetti sono riusciti a collocare le pale d'altare che altrimenti non avremmo mai potuto esporre.
Allora parliamo di donazione del sangue di un'associazione, l'Avis di Resana, è diventato un modello di riferimento a livello regionale. Dire, fare, donare. È forse questa la sintesi migliore per descrivere l'attività dell'Avis di Resana. I numeri presentati ai soci nella recente assemblea di bilancio 2017 parlano di un'associazione che gode di buona salute. Nonostante una lieve flessione del numero delle donazioni, aumenta infatti la quantità totale di sangue raccolto. Non si può dire lo stesso di plasma e piastrine, anche a seguito del trasferimento di macchinari necessari dall'ospedale di Castelfranco a quelli di Montebelluna e di Treviso. Più che rassicurante invece l'organico dell'associazione resanese, che può contare su ben 385 soci, quasi tutti donatori attivi. Siamo orgogliosi proprio anche di queste, soprattutto per i nuovi donatori, che sono 27 quest'anno, 6 in più dell'anno scorso. È un orgoglio per tutti, siamo un bel gruppo che lavora costantemente per promuovere la donazione del sangue. Ed è proprio questa la vera marcia in più, al di là delle cifre, che fa di Resana un modello di riferimento regionale. La capacità di raccontare e promuovere la donazione del sangue, intrecciando le proprie attività con quelle del territorio. Nelle scuole medie comunali, con concorsi che coinvolgono gli alunni sull'importanza della donazione, nelle sagre del comune e delle frazioni, con gazebo informativi, nello sport con tornei calcistici ed anche sui social network. Venerdì scorso la consegna dei kit di benvenuto ai nuovi soci donatori, testimoni ideali di una corsa che non si ferma. A consegnarli anche il sindaco di Resana Stefano Bosa, già presidente Avis per 10 anni. Come amministrazione comunale sicuramente appoggiamo l'attività dell'Avis, anzi siamo tra i promotori di attività di donazione di sangue e speriamo che possa continuare così. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con la programmazione, fra pochissimo c'è 20:10, continua il nostro viaggio di avvicinamento alle elezioni del 4 marzo e con i candidati pronti per la sfida delle urne. Questa sera ospite di Ferdinando Avarino, Arnaldo Uccella del Partito del Valore Umano e Lorenzo Polentes di 10 volte meglio. E poi a seguire alle 21:15, oggi è mercoledì, l'appuntamento con la Zanzega, al tavolo della Zanzega con i nostri Lele Marcasse e Ivo Gallo, si parlerà del linguaggio delle piante, di bonifica, di acqua e come sempre di molto altro ancora. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati con le previsioni meteo di Antenna 3. Condizioni di maltempo sulle nostre regioni con precipitazioni diffuse, nevose a quote molto basse o fino in pianura. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 22 febbraio. Sul Veneto cielo coperto praticamente su tutto il territorio regionale, con piogge e con locali nevicate fin sulle aree pianeggianti. Vediamo le temperature. Le massime saranno comprese tra 2 e 4 gradi, minime oscillanti invece tra 0 e 3 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia Giulia. Previsto cielo coperto ovunque e precipitazioni diffuse con qualche schiarita solo sul Triestino. Per quanto riguarda le temperature, le massime saranno comprese tra 3 e 7 gradi, minime invece tra 1 e 2 gradi. Vediamo infine la situazione prevista sul Trentino Alto Adige. Il cielo sarà coperto con fenomeni a carattere nevoso un po' su tutta la regione. Diamo uno sguardo anche qui alle temperature. Le massime saranno comprese tra -1 e 1 grado, valori minimi invece sotto lo zero che saranno oscillanti tra -2 e -4 gradi. Andiamo infine a vedere la situazione dei mari e dei venti. Il mare sarà generalmente mosso, venti forti dai quadranti nord-orientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.